Le vittime sono studenti minorenni, così come gli autori dei colpi. In comune hanno il luogo dove sono avvenute le rapine, cioè la stazione ferroviaria di Castelfranco, zona che già da tempo è attenzionata dalle forze dell'ordine. Negli ultimi mesi infatti sono stati diversi i casi di microcriminalità avvenuti in zona. Fra l'altro, colpi messi a segno in pieno giorno. Il 19 aprile la prima rapina, uno studente sedicenne stava transitando in prossimità della stazione quando è stato affrontato da due giovanissimi. La vittima è stata bloccata, minacciata e derubata della catenina d'oro che aveva al collo. Poi i baby malviventi si sono allontanati facendo perdere le tracce. Identificati dai carabinieri di Castelfranco, si tratta di un minorenne e di un diciottenne, entrambi studenti. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. È durata solo 12 ore invece la passeggiata in bici del terzo baby rapinatore. La rapina è avvenuta ieri nel pomeriggio verso le 17. Ad essere bloccato e strattonato un ragazzo di 14 anni a cui è stata portata via la bici, una mountain bike. Poi l'aggressore si è allontanato. Immediata la chiamata ai carabinieri che avevano raccolto la denuncia della vittima. Poche ore, indagini serrate, visionate le telecamere di sicurezza della zona. Poco lontano i militari hanno rintracciato l'autore della rapina tranquillamente in sella alla bici rubata. Bloccato, è stato denunciato per rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Addosso il minorenne aveva il coltello con una lama di quasi 7 centimetri. La refurtiva, la collanina d'oro e la bici sono state recuperate e riconsegnate ai rispettivi proprietari.